Salve a tutti, vediamo adesso come risolvere equazioni esponenziali senza bisogno di utilizzare logaritmi. Allora, risolviamo questa. 3 alla x meno 1 per 9 alla x più 3 è uguale a un ventisettesimo. L'idea è di scrivere tutto come potenze con la stessa base. Allora qua abbiamo 3, 9, 27, useremo il 3, quindi qua ricopiamo 3 alla x meno 1. Questo 9 è 3 alla seconda, tutto elevato alla x più 3. Allora, 3 alla terza è 27, ma qua abbiamo un ventisettesimo, allora sarà 3 alla meno terza, 3 elevato alla meno 3, perché questo è uguale a 1 fratto 3 elevato alla 3. Adesso dobbiamo risolvere questa parentesi, allora ricopio intanto 3 alla x meno 1. Abbiamo la potenza di una potenza. Come si calcola? Moltiplicando tra loro gli esponenti. Allora 2 andrà a moltiplicare x più 3, che sarebbe in parentesi. Allora abbiamo 3 elevato alla 2. Adesso moltiplico direttamente 2x, poi 2 per 3 più 6 è uguale 3 alla meno 3. Qui ho il prodotto di potenze con la stessa base. Allora gli esponenti si sommano, quindi ho 3 alla x meno 1 sommato con 2x più 6 più 2x più 6 è uguale 3 alla meno 3. Adesso devo calcolare questo esponente, quindi 3, allora x più 2x fa 3x, meno 1 più 6 fa più 5 è uguale 3 alla meno 3. Allora adesso 3 elevato a questo esponente è uguale 3 elevato a quest'altro esponente. Gli esponenti devono essere uguali. 3x più 5 deve essere uguale a meno 3. Perché? Perché non succede mai che 3 elevato a un esponente è uguale a 3 elevato a un esponente diverso. Non saranno mai uguali. Quindi per forza questi esponenti devono essere uguali. Cioè, se io elevo 3 a due esponenti diversi non troverò mai lo stesso valore, quindi questi esponenti devono essere per forza uguali. Questa è un'equazione di primo grado. Allora 3x uguale, questo 5 lo porto dall'altra parte, diventa meno 5, meno 3 meno 5 fa meno 8, divido l'equazione con 3, x uguale meno 8 terzi. Questa è la soluzione. Adesso risolviamone un'altra di tipo diverso. Quattro alla x più 2 alla x più 1 meno 3 uguale a 0. Allora, se non altro qui abbiamo 4 e 2, questo 4 lo scriviamo come 2 alla seconda, in parentesi tutto alla x, più. Allora, e qui invece, perché dovremmo trovare alla fine 2 alla x, qua abbiamo 2 alla x più 1, quando abbiamo una somma nell'esponente dobbiamo moltiplicare. Allora, questo 2 alla x più 1 lo scrivo come 2 alla x per 2 alla 1, perché qui quando ho la moltiplicazione si sommano gli esponenti. Sono andato al contrario, la somma degli esponenti lo scrivo come moltiplicazione delle basi. Poi abbiamo ancora questo 3, vediamo dopo cosa fare, è uguale a 0. Adesso 2, qui abbiamo una potenza di una potenza, quindi questo sarebbe 2 elevato alla 2x, perché si moltiplicano gli esponenti. Allora io potrei scriverlo anche come 2 alla x tutto alla seconda, perché comunque questo è uguale anche a 2 alla 2x, proprio come questo. E perché l'ho scritto così? Perché anche qui ho 2 alla x. Allora questo 2 alla 1 fa 2 e lo scrivo davanti, tanto l'ordine della moltiplicazione non è importante, più 2 per 2 alla x meno 3 uguale a 0. Questo ci ricorda un'equazione di secondo grado, basta sostituire la variabile 2 alla x, nuova variabile t, t uguale 2 alla x. Allora qui ho t alla seconda più 2t
t meno 3 uguale a 0. Uso la formula t1, 2 è uguale meno b, meno 2, più o meno radice di b al quadrato, 2 al quadrato è 4, meno 4ac, meno 4 per 1 per meno 3, meno 4 per meno 3 fa più 12, tutto fratto 2a, 2 per 1 fa 2, meno 2 più o meno 4 più 12 fa 16, la radice di 16 è 4 e ho un t1 e un t2. Meno 2 meno 4 fa meno 6 fratto 2, meno 2 più 4 fa 2, poi va fratto 2, meno 6 fratto 2 è meno 3, qua 2 fratto 2 è 1. Però non abbiamo finito, perché noi dobbiamo ritrovare la x, e 2 alla x è uguale a t. 2 alla x è questo oppure questo. Lo scrivo qua. Allora abbiamo da risolvere due equazioni adesso. 2 alla x, perché è uguale a t, è uguale a meno 3, e un'altra 2 alla x è uguale a 1. Allora 2 alla x uguale a meno 3 non ha soluzioni, perché se noi calcoliamo 2 elevato a un numero otterremo sempre un valore positivo, non importa se x è positivo o negativo, quindi non verrà mai meno 3, questo non ha soluzioni. 2 alla x uguale a 1, si vede subito che la soluzione x è uguale a 0, perché qualsiasi numero elevato alla 0 mi dà 1. Allora, vabbè, x è 0, 2 alla 0 infatti fa 1, quindi questa è l'unica soluzione dell'equazione. Vediamo un ultimo caso particolare a cui stare attenti. (5 alla 2x meno 1 è uguale 7 alla 2x meno 1. Allora gli esponenti sono uguali, le basi sono diverse. Questo, quando varrà l'uguaglianza? Perché abbiamo 5 elevato a qualcosa, deve essere uguale a 7 elevato a qualcosa. E quando è che sono uguali? Se abbiamo basi diverse, quando è che otteniamo lo stesso valore? Quella volta che tutte le potenze sono uguali, quando l'esponente è 0. Qua 2x meno 1 deve essere uguale a 0, perché abbiamo 5 alla 0 sarà uguale a 7 alla 0, perché 5 alla 0 oppure 7 alla 0, qualsiasi numero alla 0 mi dà 1, solo quella volta varrà l'uguaglianza. Allora dobbiamo risolvere questo, meno 1 porto dall'altra parte, 2x uguale a 1, poi divido con 2, x uguale un mezzo. Ecco, questo era il caso particolare, va bene, così. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.